Un boato nel cuore della notte sveglia i residenti di Carasco. Sono le 3:51. Ignoti hanno appena fatto esplodere il bancomat esterno della filiale della Banca Carige in via Montanaro d'Isma. L'esplosione, avvertita quasi come una bomba, fa saltare il terminale, sparge detriti ovunque, rovina anche una parte dell'interno della banca. Sono i carabinieri di Chiavari a condurre le indagini, è stata una mattinata di lavoro intenso. La certezza è che il tentativo di furto è fallito. Nonostante la detonazione, spiega il comandante Angelo Gerardi, la paratia interna non ha ceduto e i cassetti del bancomat sono rimasti integri. Secondo una prima ricostruzione dei militari, i ladri avrebbero poi forzato la porta d'ingresso dell'istituto, anche in questo caso senza riuscirci. D'altra parte, il botto aveva a quel punto svegliato mezzo paese, imperativo dunque darsi alla fuga. I carabinieri stanno lavorando in queste ore proprio per ricostruire il percorso dei ladri. Due le novità. Intanto, dalle immagini della videosorveglianza esterna della filiale della Carige e di quella del comune, le forze dell'ordine pensano di aver individuato la vettura. Anche alcuni testimoni, ascoltati dopo il fatto, hanno fornito dettagli utili per individuare il mezzo con il quale i malviventi hanno raggiunto Carasco. Un altro dato importante, ricostruito dai militari, spiega sempre il comandante Gerardi, è il numero dei ladri. Secondo le immagini dovrebbero essere non meno di 4 persone. I carabinieri sono al lavoro anche sui tabulati dei cellulari. Secondo Gerardi, che ha una grande esperienza al sud Italia, quella di stanotte a Carasco è una tecnica utilizzata di frequente al meridione, a Roma e anche sulla fascia adriatica. Il bancomat viene interessato da una miscela di ossigeno e acetilene che produce un gas esplosivo capace di smurare o far saltar via lo sportello. In questo caso i soldi sono rimasti all'interno. Forse anche grazie alla modernità dell'impianto, ipotizza Gerardi, il colpo non è andato a segno.